La torre innanzitutto è una torre periodo scaligero, XIII secolo. Ristrutturare la torre per noi ha un significato quasi simbolico, in quanto è un po' un rinizio, un rilavorare su Castellaro, rincentivare il turismo, ricominciare a strutturare dei percorsi interessanti, e la torre in questo deve avere un ruolo fondamentale. A livello estetico la torre ha subito un restyling importante. Il colore a vista proprio è completamente cambiato, è ritornato alla sua conformazione originale, muschi e leder sono state estirpate, per cui anche la visuale da parte del turista e del cittadino è di un elemento estremamente bello, estremamente luminoso, che anche in momenti come il tramonto o come l'alba assume quasi un valore magnifico. Sarà possibile accedere alla torre e arrivare fino sulla sommità, dalla quale è possibile vedere il panorama di Castellaro. È una cosa unica perché il panorama dalla sommità è un panorama mozzafiato. L'iter di questa torre è partito molti anni fa. Abbiamo dovuto appaltare i lavori entro il settembre dell'anno scorso perché avremmo se no perso i contributi della Cariplo, che diciamo è che ha dato un contributo molto significativo per il restauro. Gli altri soldi li ha messi il comune di Monzambano, che sono circa la metà, ecco. In totale si è speso circa 230.000 euro. Sono stati ristrutturati i piani principalmente e le scale per permettere la salita e la discesa, insomma, per permettere l'accesso alla torre e vedere Castellaro dall'alto. Il nostro obiettivo per Castellaro è quello di una valorizzazione completa turistica, e la torre in questo ha un ruolo determinante. Il sabato e la domenica sarà possibile visitarla, ci sarà il personale atto alla visita, che racconterà anche qualcosina, cenni storici e quant'altro. L'obiettivo è quello di costruire anche eventi collegati alla torre, per cui mostre, esposizioni, installazioni e quant'altro. Questo però non solo collegato alla torre, ma coinvolgendo un po' tutto il centro, coinvolgendo anche le attività, coinvolgendo anche tutti quei soggetti che oggi lavorano sul mondo del turismo, per cui le attività in particolare saranno coinvolte in tutte queste azioni di promozione locale. Ci tengo a ricordare anche che nella giornata dell'inaugurazione della torre verrà inaugurata una piccola casetta dei libri. Questa è un'iniziativa che l'amministrazione comunale intende portare avanti con un senso di comunità e di condivisione anche del sapere e dei libri, appunto, per i cittadini e anche per i turisti.